Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Il settore del salto ostacoli, come di consueto, vive in primavera un momento decisamente intenso. In attesa dei campionati italiani assoluti previsti nel fine settimana ad Augusta, in Sicilia, sul nostro territorio si susseguono i concorsi internazionali di buon livello. Fra questi occupa ormai uno spazio consolidato quello di Pioltello. Siamo alle porte di Milano e lo scenario, sempre accattivante, è costituito dagli impianti funzionali del circolo ippico elefantino. Ci occupiamo del Gran Premio, una categoria a due percorsi. Il miglior 25% dei partecipanti sul tracciato iniziale ha diritto di affrontare un secondo percorso portando con sé le penalità accumulate. Classifica stilata in base alla somma di penalità conseguite sulle due prove. Le immagini si riferiscono all'inizio del percorso conclusivo. In campo per l'Olanda uno dei fratelli Schröder, si tratta di Wim, che monta Eurocommerce Vancouver, che è un cavallo intero di 13 anni, Sir Français. 4 penalità per lui al primo giro, un brivido sulle tavole su fosso, conclude con un netto nella seconda manche, dunque un totale di 4 nel tempo di 53,12. E adesso tocca a Gerco Schröder, il più quotato in famiglia, una famiglia, quella olandese, interamente votata al settore del salto ostacoli. Gerco Schröder è nato nel luglio del 1978, medaglia d'oro a squadre ai campionati del mondo di Aquisgrana, Olanda anche sul gradino più alto del podio europeo a squadre. Si presenta con 4 penalità Gerco Schröder, ma ha già commesso un errore in sella a Eurocommerce Acapulco, questo bel grigio che però nella circostanza non ha risposto a dovere. Cavaliere di grandissima esperienza, in piena lotta per la conquista di un piazzamento di prestigio nella finale di Coppa del Mondo. Vi ricordo l'appuntamento domenica prossima. Lo scenario è quello di Göteborg. Conclude anche Gerco Schröder, 4 penalità distribuite equamente sui due tracciati, un totale di 8 in 54 e 46. Adesso per la Svizzera, Nikolaus Ruschki, che monta Radia Vant Arkelhof. Anche per lui un bottino di 4 penalità, cavaliere nato nel marzo del 1966, una seconda linea per quanto riguarda i rappresentanti elvetici che attraversano un momento di forma, di competitività davvero importante. Abbiamo visto l'errore di Ruschki. La Svizzera ha una squadra fortissima al fianco dei collaudati Beat Mendley, Markus Fuchs, dell'ormai consolidato Steve Gerda. C'è una nidiata di giovani talenti, un nome fra tutti quello di Cristina Lieber. Intanto ha concluso Nikolaus Ruschki con 8 penalità, un totale pesante di 12 nel tempo di 54 e 13. Adesso ancora per la Svizzera Sabrina Riner, che monta Landuk, cavallo di 10 anni. Continua la serie dei protagonisti che si presentano in campo con 4 penalità, naturalmente avvantaggiati coloro che sono riusciti a ottenere il netto. Intanto arriva l'errore per la mazzone svizzera, nata nel settembre del 1985. Percorso non facile, quello ideato da Giovanni Bussu, che è direttore di campo. Per questa seconda manche un tracciato di 380 metri, la velocità di 400 metri al minuto, il tempo accordato è di 57 secondi. Si gareggia su un fondo erboso.
che è un po' il fiore all'occhiello del club ippico l'Elefantino. Superato l'ultimo ostacolo abbiamo il totale anche per Sabrina Riner, che è di 13, 9 penalità, 2 errori sugli ostacoli più un punto di penalizzazione per aver superato il tempo accordato. Adesso per l'Italia Karl Wechselberger che monta Edgar. Karl Wechselberger è nato a Vipiteno nel 1970, cavaliere che dispone già di un notevole bagaglio di esperienza. Si presenta con 4 penalità. Giovanni Busso, direttore di campo, ha previsto 8 ostacoli per 9 salti, compresa una combinazione, una gabbia. Superato l'ultimo ostacolo c'è purtroppo l'errore per Karl Wechselberger. 8 le penalità, un totale di 12 nel tempo di 47 e 19. Ed ora vedremo l'irlandese Thomas Ryan con Urleven van de Helle. Eccolo inquadrato, un cavallo di 11 anni. Thomas Ryan è nato nell'aprile del 1985. Per lui un inizio di stagione non proprio esaltante. Nel 2007 aveva ottenuto diversi piazzamenti, in particolare a Vienna e Zagabria, impegnato comunque in un circuito minore. Il percorso vede le insidie distribuite un po' dappertutto, non c'è un ostacolo particolarmente impegnativo rispetto agli altri e questo è un po' il metodo attuato dai direttori di campo moderni. Metà percorso per Thomas Ryan, che va a superare anche questo largo. Ancora un Oxer e poi le tavole conclusive, tavole su fosso. Gli applausi per il netto del cavaliere irlandese, rimangono 4 le sue penalità nel tempo di 54 e 78. Per ora il migliore è sempre Wim Schröder, che ha aperto le danze, un totale di 4 nel tempo di 53 e 12, e adesso un cavaliere che spesso e volentieri viene a gareggiare nel nostro paese. Si tratta dell'olandese Harris Molders, che monta Walnut de Moes. È una femmina di 9 anni di origine belga che ha commesso qui il suo errore. Harris Molders si presenta con 4 penalità, cavaliere nato nel maggio del 1980. A livello di Young Riders ha ottenuto un 3° posto a squadre nel campionato continentale del 2001 a Gijón. Ha concluso anche Harris Molders, 4 penalità, molto regolare, ma non basta per inserirsi nelle prime posizioni della classifica. 8 il suo totale nel tempo di 47 e 43. E adesso comincia la serie dei binomi che si presentano con il netto sul primo percorso. Cavaliere discretamente importante, uno svizzero, Daniel Etter, che monta peu à peu. Cavallo di origine tedesca, 12 anni, viene dalla Westfalia.
l'abbiamo visto impegnato anche in gare di Coppa del Mondo, dunque ha i mezzi, la qualità per distinguersi in questa gara. Daniel Etter, classe 1974. Dobbiamo dire che a Pioltello gli svizzeri hanno recitato una parte importante anche nelle categorie di contorno. Conclude Etter 4, il suo primo errore del suo pomeriggio a Pioltello, il totale di 4 nel tempo di 45,30, è più veloce rispetto a Wim Schröder e dunque si porta al comando della classifica provvisoria, ma la gara è ancora piuttosto lunga. 52 binomi al percorso base, 14 al secondo tracciato. Dopo Daniel Etter, Jean Richard ancora per la Svizzera, che monta dalla de Gavery, una femmina di 11 anni, seul français. Jean Richard, molto giovane, nata nell'aprile del 1983, una carriera a livello di Young Riders con diverse partecipazioni ai campionati europei, nessun risultato di spicco. L'abbiamo vista però già in splendida forma nel nostro paese, in particolare a Cervia. Anche per lei il netto sul primo percorso. Jean Richard, Svizzera, accelera nel tratto conclusivo, ancora un ostacolo, benissimo, arriva il primo doppio netto del pomeriggio. Jean Richard, Svizzera, il tempo 49,66. Dunque d'ora in poi chi vorrà giudicarsi questo Gran Premio non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 49,66 dell'atleta elvetica. Adesso per l'Italia Roberto Turchetto con Triton Zazou, un cavallo di origine tedesca di 9 anni, è un Holsteiner dal mantello grigio, candido. Roberto Turchetto, nato nel novembre del 78 a Bollate, spesso a bersaglio nel panorama dei concorsi nel nostro paese, sta vivendo un buon momento. A conferma di questo l'accesso alla manche decisiva di questo Gran Premio, che però è stato già macchiato dall'errore che avete appena visto. Continua comunque perché rimanendo a 4 potrebbe inserirsi nelle zone alte della classifica. Ancora una dirittura per il binomio italiano, bene su questo Oxer. Superate anche le tavole su fosso, dunque il totale per Turchetto è di 4 penalità nel tempo di 50,34. Per il momento è alle spalle di Jean Richard e di Daniel Etter. Adesso il neozelandese Bruce Godwin, che monta Yamato, binomio elegantissimo. Si comincia con la triplice superata. Ha cominciato davvero con un piglio deciso Bruce Godwin, nato nel novembre del 69, 3 partecipazioni olimpiche, Barcellona, Sydney e Atene, dunque cavaliere di rodata esperienza. Tenta l'avventura europea e ha a portata di mano un successo di rilievo nel mirino, il 49,66 di Jean Richard. E sta pigiando sull'acceleratore il cavaliere neozelandese, che termina con il doppio netto, un'occhiata al cronometro, 44,40, e si porta decisamente al comando. Carezze per Yamato, che è un cavallo di 11 anni che si è ben disimpegnato, abolendo la parola errore
dal proprio vocabolario, almeno in questo pomeriggio. E adesso vedremo in sequenza i due Muff per la Svizzera, prima Theo poi Werner. Entrambi si presentano con il netto. Theo Muff monta con spirito uno stallone Holsteiner, classe 1995. Lui è nato nel dicembre del 64. Un rifiuto all'ostacolo numero 5, al primo elemento della gabbia. Torna sui suoi passi. Theo Muff, ormai compromessa la sua prestazione, supera la combinazione. Peccato per questa incertezza, perché il cavallo che ora replica l'errore aveva dimostrato di essere in buona condizione. Per onor di firma conclude il percorso. Theo Muff va a superare l'Oxer in bianco e rosso, ancora un largo e poi le tavole a concludere. C'è anche un'infrazione di tempo, 10 il totale di penalità, il tempo di 63,78. Nella parte conclusiva del tracciato il cavaliere svizzero ha tirato i remi in barca e dunque scivola indietro in classifica. Vediamo se meglio di lui farà Werner, che è nato nel 74 in febbraio. Anche questo è un cavaliere di discreta esperienza, ha partecipato ai campionati del mondo di Aquisgrana, quinto posto con la squadra, quarto invece sempre con l'Equipe ai campionati europei di Mannheim con Plo Bleu, che è il suo partner preferito. Werner Muff monta proprio Plo Bleu, che è un cavallo intero di 11 anni, di origine olandese. Penultimo binomio in campo. Si presenta con il netto ed è nel primo segmento di gara abbastanza veloce. Superate le tavole, ma c'è un errore che costa caro. Scivola in quarta posizione, 4 penalità nel tempo di 45,90. Quindi l'unico binomio che può togliere la vittoria al neozelandese Bruce Goodin e Yamato è quello composto da Max Kühner per la Germania, in sella a Golden Coin. Golden Coin è un cavallo di 9 anni di origine olandese. Max Kühner, classe 1974, deve davvero volare. 44,40 il tempo da battere in caso di netto, ma c'è l'errore sull'elemento d'uscita della gabbia, dunque la vittoria va a Bruce Goodin. Davvero un peccato, perché Max Kühner aveva cominciato veramente innestando il turbo, era velocissimo. Siamo curiosi di vedere anche il tempo del cavaliere tedesco. Vittoria già ormai assegnata, galoppa ancora Golden Coin. 4 penalità nel tempo di 44,21. Aveva fatto addirittura meglio di Bruce Goodwin, che vince. Ed è tutto linea.